a lungo la 1 all'altezza di Terni, 74enne originario di Roma ma residente a Mirano accosta con l'auto in panne e attende i soccorsi ma viene travolto e ucciso da un mezzo pesante. Blitz a sorpresa dei lavoratori del magazzino che serve il Fondaco dei tedeschi, armati di megafono e bandiere hanno attraversato i negozi per chiedere di essere ammessi al tavolo di crisi. Da Venezia a Marghera a Trevignano nuova giornata di mobilitazione contro la chiusura degli uffici postali, la rabbia dei manifestanti e la promessa andremo in prefettura. Guasto elettrico a Milano, pesanti conseguenze anche a Venezia e Mestre, i ritardi hanno raggiunto anche i 170 minuti. L'addome continuava a crescere causando dolori sempre più intensi e persistenti. La visita ginecologica fa scoprire un'enorme massa addominale di 12 kg. A San Donà di Piave l'intervento per rimuoverla. Pubblicato ieri il nuovo album della storica cantante trevigiana Rettore, a 14 anni dall'ultimo disco non mancano i riferimenti al suo Veneto. Calcio, prima giornata di ritorno per il Venezia che domani in uno stadio Penzo tutto esaurito riceve l'Inter, campioni d'Italia. La nostra intervista esclusiva a Filippo Antonelli. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. La cronaca in primo piano per questa edizione veneziana dei nostri telegiornali ci porta sull'autostrada del Sole in A1 in Umbria, dove un 74enne residente a Mirano è morto travolto da un tir sulla corsia d'emergenza. È morto travolto da un tir mentre fermo con l'auto in panne attendeva in una corsia d'emergenza dell'autostrada A1 l'arrivo del soccorso stradale. Giampiero Gatti, 74enne romano, da tempo residente a Mirano, ha perso la vita sull'autostrada del Sole mentre viaggiava verso Roma. L'impatto col tir è stato devastante, trascinando l'auto per diversi metri senza lasciare scampo al suo occupante. La tragedia si è verificata in Umbria, in provincia di Terni. Oltre al personale del 118 e di Autostrade per l'Italia per la gestione del traffico, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale di Orvieto. Le indagini su come sia potuto accadere l'incidente sono condotte dalla procura di Terni. L'autista del tir non è risultato positivo ai controlli alcolemici e tossicologici, mentre il corpo di Gatti veniva portato all'obitorio di Perugia a disposizione dell'autorità giudiziaria. Blitz a sorpresa dei lavoratori del magazzino che serve il Fondaco dei tedeschi, armati di megafono e bandiere hanno attraversato, li vedete, i negozi per chiedere di essere ammessi al tavolo di crisi istituito dopo la decisione di chiudere l'intero complesso del Polo del Lusso con un licenziamento di massa che coinvolge, contando l'indotto, circa 350 persone. I lavoratori del magazzino in cui arriva la merce messa poi in vendita a Venezia non sono dipendenti diretti della società che gestisce il Fondaco e al momento sono esclusi dalle trattative su ricollocamento e indennizi. Da qui la protesta che vedete nelle immagini. E a proposito di proteste e mobilitazioni, ce n'è stata una contro le chiusure degli uffici postali in comune di Venezia. A Trivignano i residenti confermano la volontà di chiudere i conti correnti se Poste Italiane non rivedrà la propria posizione. Ancora una volta Trivignano si stringe a difesa del suo unico ufficio postale, la cui chiusura, avvenuta quest'estate, rischia di diventare definitiva. È la difesa di uno dei pochi servizi rimasti a questa comunità di 3.000 persone ai confini del comune di Venezia. Un comune in cui comunque non sono soli. In contemporanea a questa, altre manifestazioni si stanno svolgendo a Venezia e Marghera, di fronte ad altri uffici postali a rischio chiusura. Un movimento di cui Trivignano è diventata per certi versi la capitale. Il senatore Andrea Martella ha portato il caso in Parlamento. Ho presentato al Ministero una interrogazione parlamentare per chiedere la riapertura dell'ufficio postale qui a Trevignano, sulla base di un ragionamento molto semplice. Una comunità ha bisogno di servizi, le persone che ci vivono hanno bisogno di poter avere dei servizi vicino a dove vivono ed è negativo che da parte delle poste ci sia questo tipo di ridimensionamento. A Trevignano non ci sono sportelli bancari, la perdita anche delle poste comporterebbe una trasferta piuttosto scomoda, ma forse in ballo c'è qualche cosa che va oltre il caso specifico. Noi difendiamo la nostra identità anche attraverso i servizi. Oggi sono le poste, ma domani potrebbero anche essere quei servizi sanitari di base, i medici di base, la scuola, i collegamenti con degli autobus.
Fin da subito eravamo consapevoli che sarebbe stata una battaglia dura e la stiamo combattendo e non ci fermiamo qui, perché la prossima tappa sarà la prefettura. Non c'è solo la prefettura nei prossimi passi che i residenti di Trevignano intendono percorrere. Ci si sta muovendo in diverse direzioni e se poi le cose dovessero proprio andare male, durante un'affollata assemblea è stato deciso anche l'atto finale. La comunità rigetterà e toglierà quei depositi postali che sono stati sottoscritti dai cittadini e che questi movimenti evidentemente economici garantiscono le poste, ma se vengono tolti diventerà un problema per Poste. Io parlo per Trevignano perché sono il presidente della municipalità, ma lo rivendico per tutte le sedi postali che oggi dovranno essere o verranno chiuse. E sul tema, con un'interrogazione specifica, il Partito Democratico chiede al sindaco di Venezia Brugnaro di presentare un ricorso al TAR. A Bologna e Bergamo, dice la segretaria Monica Sambo, Poste Italiane ha fatto marcia indietro. 3 manifestazioni in contemporanea di fronte ad altrettanti uffici postali a rischio di chiusura. A scendere in piazza sono cittadini che vivono in zone diverse del comune di Venezia, oggi uniti per chiedere un ripensamento a Poste Italiane. Non c'è solo Trevignano, qui siamo a Sant'Elena, in Sestiere di Castello. E qui siamo a Marghera, di fronte all'ufficio postale di via Luigi Pasini. Questa zona, che è una zona limitrofe di Marghera, è già fortemente penalizzata. Il fatto di chiudere un servizio come questo produce degli effetti devastanti per la popolazione più debole fondamentalmente. Bisogna andare al centro e fare le code nelle poste centrali, per esempio queste qua di via Tommaseo, per fare un semplice servizio, 2 ore di attesa. Se stiamo qui mezz'ora e vediamo chi entra, abbiamo persone che deambulano, che i 200 metri di strada sono un impegno. E a quale pro? È un servizio oppure è un business? In Consiglio Comunale il mantenimento degli uffici postali a rischio chiusura trova consensi pressoché unanimi di tutte le forze politiche. Tuttavia il Partito Democratico chiede all'amministrazione di fare di più. In Comune abbiamo presentato oggi una interrogazione che chiede al sindaco di presentare un ricorso al TAR, così come è stato fatto ad esempio dal Comune di Torino e dal sindaco di Torino, che si sta impegnando in prima persona su questa battaglia, e anche perché in altri comuni come ad esempio Bologna o Bergamo Poste Italiane ha fatto una retromarcia. Oltre a questo faremo come Partito Democratico una segnalazione all'Agicom in merito alla scelta e quindi all'approvazione di questo piano delle poste, per chiedere l'annullamento ovviamente della chiusura degli uffici postali. E in un comunicato Poste Italiane desidera confermare la priorità della propria presenza sul territorio. In Comune di Venezia, dice il comunicato, ci saranno complessivamente 30 uffici postali, 29 sportelli automatici Postamat e 23 uffici postali con prenotazione del turno da remoto, a breve distanza dagli uffici postali interessati alla chiusura, adottata in conformità ai provvedimenti dell'autorità di regolamentazione Agicom. Si trovano gli uffici postali di Zelarino e Martellago, Marghera Centro e Marghera 2, Venezia 12 a Castello e Venezia Centro. Poste Italiane ha infine manifestato la disponibilità a installare a Trevignano uno sportello automatico Postamat che permette di prelevare contante, pagare bollette, ricaricare cellulari o altro. Questa quindi la posizione di Poste Italiane, di cui vi diamo ovviamente conto. Il caos che si è registrato oggi in mezza Italia, un caos che è scoppiato a Milano, c'è stato un guasto elettrico alla linea ferroviaria e poi un effetto domino che si è trascinato anche a Venezia con ritardi pesantissimi. Le conseguenze del guasto alla linea elettrica della stazione Milano Centrale, avvenuto alle 7 di mattina, si sono inevitabilmente sentite anche in parte del traffico ferroviario veneto. Non certo a livello di quelle 8 ore necessarie in Lombardia a ripristinare tutti i treni, ma sufficienti a creare dei disagi anche pesanti. Alla stazione di Mestre, a mezzogiorno, l'Italo da Milano Centrale delle 9:52 veniva dato con 170 minuti di ritardo, il Frecciarossa delle 10 con 160 minuti di ritardo. Un altro Italo delle 11:52 da Milano Lambrate veniva però già dato con soli 30 minuti di ritardo. D'altronde la riattivazione delle linee da e per Venezia è stata la prima, alle 10:30.
In partenza da Mestre, il treno per Trieste Centrale aveva 160 minuti di ritardo. Fuori dalla stazione ci sono degli autobus sostitutivi. Questo fine settimana e il prossimo, proprio la linea Venezia-Trieste è interrotta dalle 23 del venerdì alle 6 di domenica nella tratta Mestre-Monfalcone per interventi propedeutici alla realizzazione del collegamento con l'aeroporto di Venezia. Per i disagi provocati dal guasto di Milano, Trenitalia ha disposto il rimborso integrale per chi ha rinunciato al viaggio, mentre in Parlamento già si scatenava la polemica tra i leader dell'opposizione e il ministro dei trasporti Salvini. E a proposito di trasporti, c'è una polemica tutta veneziana con il consigliere regionale del Partito Democratico Jonathan Montanariello, che critica duramente l'ipotesi di utilizzare mezzi di trasporto pubblico senza autisti per affrontare la carenza di personale. Ma io credo che siamo all'ennesima follia. Una volta si diceva la frutta, qua siamo addirittura oltre la frutta secca, insomma. Il consigliere regionale del Partito Democratico e vicepresidente della Commissione Trasporti, Jonathan Montanariello, ha espresso forti critiche riguardo alla proposta di utilizzare mezzi di trasporto pubblico senza autisti in comune a Venezia. Una proposta avanzata dalla consigliera comunale di Forza Italia, Deborah Onisto, nonché presidente della Commissione Infrastrutture e Mobilità, per gestire la carenza di personale. Credo che non ci sono scorciatoie, credo che la soluzione per la mancanza di personale si trova pagando e valorizzando il personale, non denigrandolo e danneggiandolo come è avvenuto in questi anni da parte dell'amministrazione veneziana. Ricordiamoci che questa amministrazione ha dato vita a un'avvertenza priva di precedenti in una situazione di bilancio ottimale dell'azienda che è una stampella del bilancio comunale, quindi non certamente un'azienda in crisi. E vorremmo anche ricordare che la situazione è molto più complessa perché non solo non si trova personale, ma gente con anni e anni di servizio si licenzia dalla CTV per le condizioni in cui questa amministrazione ha portato i lavoratori. Montanariello ha inoltre evidenziato l'importanza di investire in risorse e migliorare le condizioni di lavoro per attrarre e mantenere il personale necessario. Io vorrei chiudere con un'analisi molto oggettiva e apolitica. Prima dell'arrivo di questa amministrazione il servizio non era perfetto, ma funzionava e c'era la coda per andare a lavorare in ACTV. Oggi invece, da quando è arrivata questa amministrazione, il servizio non funziona bene come prima e la gente scappa dall'azienda. È un'analisi oggettiva, non politica, quindi chiedano scusa ai lavoratori per come li hanno trattati, chiedano scusa ai cittadini per i disservizi che gli hanno dato e decidano di valorizzare e pagare i dipendenti perché, ripeto, danneggiandoli e denigrandoli non solo non li trovi, ma come sta succedendo scappano via. Torniamo a Mirano, dove un'altra tragedia ha colpito la comunità a pochi mesi dalla scomparsa di Isabella Volpato. Anche il suo compagno Giampaolo Bortoluzzi è venuto a mancare a soli 47 anni. Padre di 3 figli e grande appassionato di rugby, Giampaolo era molto amato nella comunità. La città di Mirano e il sindaco si stringono attorno alla famiglia in questo momento di dolore. Il funerale sarà celebrato nei primi giorni della prossima settimana nella chiesa di San Michele Arcangelo. La cronaca: ieri sera alle 20:30 i vigili del fuoco sono intervenuti in piazza Papa Giovanni a Caorle a causa di un incendio scoppiato sul tetto di una casa in ristrutturazione. Le squadre dei vigili del fuoco, accorse dal locale distaccamento volontario da Portogruaro e Mestre con 2 autopompe, un autobotte e 12 operatori, sono riusciti a circoscrivere le fiamme evitando che l'incendio coinvolgesse l'intero tetto e l'abitazione. Le cause dell'incendio sono ancora in corso di verifica. Le operazioni di spegnimento, bonifica e messa in sicurezza dell'edificio si sono concluse intorno alla mezzanotte. Così dunque in piazza Papa Giovanni a Caorle. C'è un nuovo studio della CGA di Mestre, costi energetici, le prospettive sono nere. Le imprese venete si trovano ad affrontare un aumento delle bollette di 1,5 miliardi di euro rispetto al 2024, con un incremento del 19,3%. La spesa complessiva potrebbe raggiungere i 9,5 miliardi di euro, secondo le stime dell'ufficio studi della CGA di Mestre. Dall'aumento delle bollette, il Veneto sarebbe una delle regioni più colpite, perché registra un volume di consumi tra i più elevati d'Italia. Ma anche le conseguenze di questi rincari sarebbero altrettanto negative. Pensiamo a un'impennata dell'inflazione che costringerebbe la BCE ad alzare i tassi di interesse.
Questo chiaramente andrebbe a colpire i consumi, gli investimenti e la crescita del nostro PIL. Perciò è fondamentale mettere un tetto al prezzo del gas a livello europeo e utilizzare subito e in modo efficace i fondi del PNRR. Ricordo che entro il 2026 ne dobbiamo mettere a terra altri 130 miliardi. È una cifra importantissima che, se ben investita, può ridare slancio anche al Veneto e un futuro più sereno a tutto il Paese. In Veneto, negli ultimi 18 mesi, sono stati spesi 10 miliardi di euro in aiuti pubblici per mitigare la crisi energetica che ha colpito l'Europa tra la fine del 2021 e l'inizio del 2023. Tuttavia, questi aiuti non sono più disponibili. All'aumento dei prezzi di gas ed energia si aggiunge il rischio di una spirale inflazionistica che gli esperti paragonano a una tassa ingiusta, riducendo il potere d'acquisto delle famiglie. Torniamo nel Veneto orientale, sulla costa. Il comune di Jesolo ha approvato un progetto da 15 milioni di euro per la difesa delle spiagge con l'obiettivo di proteggerle dalle mareggiate future. Il comune di Jesolo ha dato il via libera al progetto per la difesa della linea di costa, un passo fondamentale per difendere il litorale dalle mareggiate. Nei prossimi giorni verrà dato l'affidamento dell'incarico per lo sviluppo del documento di fattibilità delle alternative progettuali. Il documento dovrà definire interventi strutturali e non, mirando a individuare obiettivi e fabbisogni, confrontare le alternative possibili e determinare la soluzione più efficace in termini di costi, benefici e impatto ambientale. L'approvazione è avvenuta tramite delibera di giunta, avviando la redazione del documento di fattibilità e stimando un investimento complessivo di almeno 15 milioni di euro. La spiaggia della Pineta di Jesolo da anni soffre il problema dell'erosione. Questa amministrazione ha scelto con forza di trovare una soluzione strutturale a questo problema, che rende di fatto questa una spiaggia di serie B rispetto al resto del territorio, costringendo anche l'amministrazione ogni anno a investire più di 500.000 euro per il ripascimento meccanico. Con queste somme abbiamo deciso di dare un incarico a un professionista che ci dovrà redigere un documento di quali sono le possibili alternative di investimento, sia gli investimenti più strutturali fisici sia quelli di ripascimento. Contiamo nella prossima primavera di avere i primi risultati e poi di poter, nell'arco di un paio d'anni, poter già intervenire strutturalmente sulla nostra spiaggia. Le coste, sempre più spesso martoriate dalle mareggiate, in futuro potranno essere difese in caso di maltempo grazie ai fondi che derivano dai contributi finanziari previsti dalla legge regionale numero 33 del 2002 per il rilascio delle concessioni demaniali marittime. Contiamo in tempo breve di poter utilizzare questi 15 milioni di euro ai fini di dare una risposta seria, concreta alla nostra zona est. Va ricordato che queste somme ingenti, che probabilmente un comune non avrebbe mai avuto a disposizione, sono proprio frutto di quella legge 33, spesso troppo discussa e attaccata senza essere conosciuta a fondo. I temi della salute, intervento da record all'ospedale di San Donà di Piave. All'ospedale Città del Piave di San Donà, una cinquantenne di Jesolo ha subito l'asportazione di una massa addominale di 12 kg con dimensioni di 25 cm per 50. L'intervento, eseguito dalla direttrice dell'unità di ginecologia, dottoressa Marica Soldà, ha rivelato che la massa occupava l'intero addome, spostando organi come intestino e utero. Curiosamente, inizialmente si pensava che la massa fosse leggermente più piccola e, nonostante l'allerta dell'equipe dei chirurghi generali, non è stato necessario il loro intervento. Il decorso post-operatorio è stato regolare e la paziente è stata dimessa in buone condizioni generali. Rimaniamo all'ospedale di San Donà di Piave, dove questa mattina una piccola delegazione di vigili del fuoco del distaccamento di Portogruaro, di quello volontario di Caorle, ha fatto visita ai bambini ricoverati presso il reparto di pediatria. Il gruppo, lo vedete, accolto con estrema cordialità dal personale di reparto, ha consegnato ai piccoli pazienti dei doni. Insomma, una mattinata di spensieratezza.
E a proposito di spensieratezza, c'è un album molto importante, quello dell'artista trevigiana Donatella Rettore, che torna sulle scene musicali con un album nuovo di zecca dopo diversi anni appunto di silenzio. Un album molto atteso che parla e che canta veneto. 19 album in carriera che hanno venduto più di 30 milioni di dischi nel mondo. A 14 anni dal suo ultimo album, ecco il nuovo lavoro di Donatella Rettore, la cantautrice e attrice di Castelfranco Veneto, che giusto venerdì ha lanciato l'uscita del suo ultimo lavoro antidiva Putiferio, 12 brani inediti. Grande è stata la sorpresa tra i suoi fans, notando che ben 2 brani con un originale tocco di ironia hanno connotati veneti, da disco Prosecco con Big Mama alla canzone dedicata a Malamocco, borgo antico del Lido di Venezia, e alle zanzare del borgo. A scoprirlo subito è stato il gruppo Bevanda Malamocco. Con questo vento di scirocco, zanzare come a Malamocco. Con grande sorpresa di noi malamocchini ci siamo accorti che il nuovo album di Donatella Rettore, che è uscito ieri, ha un brano che si chiama Malamocco. L'oggetto della canzone sono le zanzare. Per amor del cielo, va bene tutto, pubblicità va bene, l'oggetto poteva anche essere un altro. Associare Malamocco alle zanzare, credo che ci siano posti laguna che sono più infestate nel nostro paese, ma va bene tutto. L'associazione ha accolto così la palla al balzo per un invito alla cantante, proprio nel borgo la prossima estate, per eseguire un concerto a scopo benefico seguito da una grande cena, come nello stile del gruppo Bevanda, e da una premiazione in suo onore. E noi del gruppo Bevanda invitiamo ufficiosamente, ma anche ufficialmente, quest'estate la Donatella Rettore a un breve concerto nella nostra sede di Malamocco. L'aspettiamo e saremo tutti contenti di ascoltare a viva voce la canzone Malamocco. Accetterà nonostante le zanzare? È troppo presto per dirlo, sicuramente troverebbe tantissimi fans pronti ad accoglierla con tutti gli onori che spettano a una grande diva. Ma che ci posso fare se piaccio alle zanzare? Lo sport, domani c'è Inter Venezia. Il girone di ritorno inizia subito con un big match per il Venezia Football Club, che domani alle 15 in uno stadio Pierluigi Penzo di Sant'Elena, tutto esaurito, riceverà l'Intercampione d'Italia. Nostra intervista esclusiva con Filippo Antonelli, direttore sportivo e general manager arancione-verde, che fa con noi il bilancio dello storico 2024 e prospettive 2025-2024, culminato con il ritorno del club in Serie A. Credere in un progetto e credere nel far crescere una società e farla diventare, io ho detto sempre, fare diventare questa società da Serie A a prescindere dai risultati. La categoria chiaramente ti dà una visibilità molto maggiore e dobbiamo fare di tutto per cercare di appunto battagliare e di tenercela stretta. Insomma, quando senti la vicinanza dei tuoi tifosi, senti questo spirito questo attaccamento verso la squadra, fa piacere e non ho dubbi che loro saranno la spinta in più per noi. Come può il Venezia fare un calcio sostenibile anche a livello di bilanci, di costi? Cercando di valorizzare i giovani giocatori, cercando di mantenere dei costi equilibrati e cercando di fare qualche scommessa e sapendo che comunque soprattutto in questa categoria il Venezia deve sempre battagliare per affermarsi e diventare una squadra di Serie A. E sul mercato? Dipenderà insomma anche un po' da quelli che sono gli aspetti economici, sicuramente qualcosa faremo, però dovremo anche far uscire qualche giocatore per cercare di avere le opportunità giuste per migliorare questa rosa. E dopo la sigla, come sempre, c'è il meteo. Buona serata.